A former border tunnel becomes Europe's largest digital art gallery. In Gorizia, cutting-edge LED technology and artificial intelligence transform history into an immersive experience. Opening with a site-specific installation by Rafik Anadol, where art, data, and the future converge. Di poter diventare veramente punto di riferimento europeo per quanto riguarda l'arte digitale, e noi vorremmo lavorare in questa direzione. Iniziamo con Rafik, ribadisco, ma sarà qualcosa che si protrarrà negli anni, e vorrà chiamare grandi artisti di calibro internazionale, ma anche nuovi artisti o artisti emergenti che possano utilizzare un'infrastruttura di questo tipo, che è veramente qualcosa di straordinario. Il fatto che siamo stati nel 2025 capitale europea della cultura significa aver già acceso dei potenti fari, delle grandi potenti luci su tutto il territorio.